ed è arrivato il momento, diciamo, io dico tra virgolette, del mio preferito, perché lui canta da sempre Pino Daniele, io amo Pino Daniele, quindi con grande orgoglio voglio presentare Fabrizio Massaro. Ah, quindi c'hai pure i raccomandati tu, c'hai raccomandati. Ciao Fabrizio. Buonasera. Fabrizio pure è un amico che ha partecipato a più edizioni, vero? Sì, ho fatto la seconda edizione con un trio con mio figlio e con Giusy Bruno e ho fatto poi questa edizione qui, la quarta, con una grande soddisfazione. È stato molto bello. Dunque, hai cantato una cover il sabato e, se ricordo bene, Napolè, giusto? Sì, sabato sera alla serata cover ho eseguito appunto Napolè. Che è una canzone che amo, ma penso che tutti noi napoletani partenopei amiamo, perché è una cartolina che appunto dipinge al 100% i 1000 contrasti di questa città, che pur sofferente ci dà sempre grandi soddisfazioni. Certo. E l'inedito invece è tuo? L'inedito Scinne Chiù Sotto è un brano scritto da me e da mio figlio Sergio Massaro, che è un compositore. È un brano, lo racconto perché è un piccolo aneddoto, è un brano scritto 35 anni fa, rimasto nel cassetto per 35 anni, e poi aprendo il cassetto ho trovato sto foglio, ho detto no, ma io devo farlo sto pezzo, e quindi l'ho fatto. E ce lo fai ascoltare. Ok, grazie. Fabrizio Massaro.
cammina. Fabrizio, mi diceva Imma che i brani sono tutti belli. Sono tutti belli. Infatti vero, io volevo Imma? assolutamente fare i complimenti alla scelta dei brani, perché sono uno più bello dell'altro, e quindi i complimenti vanno a te, Giù. E al maestro E Enzo al Di maestro, vabbè, Domenico. questo è fuori di dubbio. E al maestro Di Domenico. Io penso una cosa, che in questo festival, già dalla prima edizione, non c'è stata mai gara, secondo me. C'è stato solo amicizia, perché tutti i miei colleghi artisti sono davvero tutti grandi artisti, te compresa, la direzione artistica, l'organizzazione, insomma è stata una bella esperienza. Facciamole queste cose perché servono a Napoli. Prepariamoci già per il prossimo anno, quindi mettetevi già di lì. E poi comunque Mettetevi già voglio di ricordare che tu hai scrivete vinto anche dei premi. Sì, vabbè, sì, Vabbè, vabbè, però è sì, stato sì, carino, sì, dai, è stato è carino. una bella cosa, è una gratificazione. Il più grande riconoscimento è l'applauso del pubblico. I premi servono per metterli in bacheca, per ricordarti di quell'applauso. Bravo. E allora complimenti ancora a te, che sei veramente un grande artista. Grazie.